io giustifico, verrà un modulo, giustifico la mia presenza qua, per favore. E dopo deciderà di darci la multa. Sindaci della Bassa Padovana multati dai vigili di Monselice mentre protestano davanti all'ospedale di Schiavonia per chiedere la riapertura di una parte della struttura per i cittadini. L'ospedale Madre Teresa di Calcutta, per disposizione della regione, è il Covid Hospital per il Padovano e di fatto ha sospeso le altre prestazioni. Una ventina i sindaci della Bassa che dopo numerose richieste di risposte hanno deciso di riunirsi all'esterno dell'ospedale. Abbiamo deciso di recarci davanti all'ospedale Schiavonia per chiedere che ancora una volta che le nostre comunità non siano sprovviste di un ospedale di riferimento, perché queste comunità rappresentano il 40% della provincia di Padova e quindi lasciare scoperte queste comunità, il 40% della provincia di Padova, è è davvero una situazione grave. Mascherine, guanti monouso, distanze di sicurezza, tutto ciò non è bastato e puntuali sono arrivati i vigili che hanno messo a verbale le autocertificazioni e hanno contestato l'assembramento. Alla protesta non ha partecipato proprio il sindaco di Monselice, Giorgia Bedin, leghista. È certo che il sindaco di Monselice non c'era stamattina, non c'era e secondo noi il sindaco di Monselice doveva essere con noi, perché è il rappresentante delle nostre comunità, è il presidente dell'ex UR 17 e quindi doveva essere lì con noi. Non c'era e non solo i vigili di Monselice sono arrivati lì. Il sospetto dunque è quasi scontato. La polizia locale è stata solamente scrupolosa o è stata mandata ad hoc dal primo cittadino di Monselice che non condivide la protesta dei colleghi della Bassa?